Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Tazelenghe, che nome per un vitigno, Tazelenghe, taglia la lingua. Mamma mia, cosa si può dire di questo vitigno molto particolare, molto rara anche, però pienamente friulano? Assolutamente. Ciao Wayne e grazie ancora per invitarci in questi podcast e poi è bello poter approfondire anche in maniera così profonda le uve e i vitigni, no? Io sono Matteo Bellotto, siamo nella Tasting Academy del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e stiamo approfondendo ogni piccola parte della nostra terra. Siamo arrivati al Tazelenghe, no? Al di là del fatto che mi piace moltissimo come lo pronunci tu, diventa quasi sensuale. Sì, perché grazie. Ha un bellissimo suono come lo pronunci tu. Finalmente questo accento americano è buono. Aiuta, per qualcosa. È vero. Aiuta per qualcosa. No, sono sincero in quello che dico, per cui perché allora, intanto parliamo veramente di una varietà pochissimo piantata. Sono 6,19 gli ettari vitati in tutta la regione, per cui stiamo parlando di una unicità incredibile. Il Tazelenghe fa parte della grande famiglia dei refoschi. Ok. Quindi i refoschi, che sono tantissimi tra fratelli, cugini e cuginastri, hanno diverse derivazioni. Arriviamo dal refosco dal peduncolo rosso, che è il più piantato in regione, ne abbiamo parlato, cioè 722 ettari. Poi abbiamo il refoscone o refosco di Faedis, cioè 75 ettari. Abbiamo il refosco d'Istria o Terrano con i suoi 45, e arriviamo fino al piccolo Tazelenghe. Questi 6 ettari o poco più, 6,8 ettari, che veramente non risultano proprio nella mappa del mondo nemmeno esistenti, eppure ci sono. Taglia la lingua, tu hai detto giustamente, perché il nome arriva da quel punto, perché il gioco del Tazelenghe, così come tutti i refoschi in questa famiglia, sta più che nei tannini proprio nelle acidità. Quindi nell'avere questa sensazione dura, in questo caso della degustazione, che va a tagliare alcuni sapori in questo senso, no? Dei refoschi conosciamo moltissimo, in realtà abbiamo una bella documentazione di Tazelenghe, poco per la sua poca riproduzione. E non certo perché non piaccia o quant'altro, ma perché ovviamente per problemi di nutrizione, irrigazione o quant'altro non è molto semplice da poter portare a casa. E in più dobbiamo aggiungerci che non ha un nome semplicissimo da poter esportare, no? Nonostante suoni molto bene, no? Ogni tanto anche pronunciato da qualcuno diversamente, però Tazelenghe è qualcosa che effettivamente è molto complicato. Il Tazelenghe si divide tra le note molto verdi della degustazione, quindi questa acidità e questo erbaceo che esprime, ha un qualcosa che poi riesce anche nell'evoluzione, nel tempo, ad estrarre dei terziari nella degustazione veramente gustosi, proprio con tutto quello che ha a che fare con la lunga terziarizzazione. Di sicuro, essendo della famiglia dei refoschi, quindi avendo un ciclo vegetativo molto lungo, per cui uno di quelli che parte prima e viene vendemmiato dopo, riesce con i cambiamenti che abbiamo anche dei climi, ma nonostante i climi, in realtà, con i cambiamenti di produzione dei produttori, nella loro sapienza di quando poter vendemmiare correttamente, a avere il giusto sviluppo, no? E la giusta maturazione. Per quanto pochi siano i produttori che fanno Tazelenghe, tutti i Tazelenghe, per questione numerica, risultano estremamente interessanti, perché proprio essendo una nicchia così piccola, quando la trovi, intanto hai una curiosità davanti importante, perché non
non è da tutti i giorni poterlo assaggiare. E dall'altro hai delle sensazioni che non hanno a che fare con nessuno degli altri vitigni che hai davanti, perché per quanto sia vero che appartiene alla famiglia dei Refoschi, bene, condivide il DNA, ma non è la stessa cosa, così come noi condividiamo il 98,6, se non sbaglio, per cento di DNA con gli scimpanzé, allo stesso Però tempo, siamo molto diversi. allo stesso tempo il Tazelenghe condivide più o meno lo stesso DNA con il Refosco, per cui attenzione, no? Sono quella famiglia, ma non sono la stessa cosa, ecco. Devono essere proprio un altro, diciamo, specie, parlando di cimpanzi. Le persone che vanno avanti con questo vitigno, no? Ovviamente deve essere una passione importante, perché nessuno diventa ricco facendo Tazelenghe. Deve essere solo per passione, per tradizione, però anche per grandissimo piacere. Ma nessuno diventa ricco al giorno d'oggi, neanche scrivendo libri e neanche ricamando quando sei a casa un centro tavola, e nemmeno quando ti metti a bagnare i fiori la sera prima che sia tardi. Tu ti innamori della bellezza, e della bellezza non ti stufi mai. Il Tazelenghe rappresenta una piccola parte di una bellezza della quale non ci si stufa mai. Bellissimo. Io voglio fare un po' anche l'avvocato del diavolo. Francesco Scalitaris entra nel chat. Sì, Vai, sì, saltando la mia presentazione, ma insomma l'hai fatto tu, Wayne, grazie. Il Tazelenghe effettivamente, come diceva Matteo, no, rappresenta un po' la bellezza di qualcosa di unico, perché se pensiamo che l'unica DOP che lo permette è quella dei Colli Orientali. Ci sono anche altre denominazioni, ma non DOP, che permettono la coltivazione, la vinificazione del Tazelenghe che curiosamente è rimasto, come pochi altri vini, in realtà è rimasto profondamente ancorato al territorio in cui è nato, in cui si è sviluppato, ed è resistito a quell'invasione, un'invasione francese data dal Merlot, data dal Cabernet Franc, dal Cabernet Sauvignon, e che evidentemente l'ha fortemente indebolito a livello di superficie di ettari coltivati, l'abbiamo detto prima, ma che comunque l'ha ancora mantenuto saldo, legato profondamente con le radici ben fonde nella ponca dei Colli Orientali. Un vino che o si ama o si odia per certi versi, perché bisogna avere una certa predisposizione, ma non tanto nel palato, nella conoscenza del vino, quanto secondo me nella curiosità, perché effettivamente essere curiosi verso qualcosa di diverso, come è il Tazelenghe, con questa sua, soprattutto da giovane, elevata tannicità, ma soprattutto acidità, proprio che si fa sentire in fondo alla gola, col sorso. Ecco che con questa curiosità secondo me riusciamo ad apprezzarne la bellezza di cui parlava prima Matteo. Se invece ci approcciamo come cercando di trovare dei riferimenti, dei paragoni con altri vini, magari un po' più sempre del territorio, forse un po' più morbidi, un po' più fruttati, un po' meno acidi, tipo il Refosco per esempio, dal Peduncolo Rosso ovviamente, ecco che lì forse rimaniamo delusi. E questa però il Tazelenghe, anche nelle fiere diverse fiere a cui ho partecipato, è sempre stata una carta vincente nei confronti di quegli compratori che cercavano qualcosa di unico, qualcosa di raro, qualcosa di fuori dagli schemi. E se c'è un motivo, se la superficie di Tazelenghe sta aumentando, l'anno prossimo sicuramente supereremo i 7 ettari, forse anche di più, sicuramente di più. E questo perché ovviamente non, l'abbiamo detto prima, non perché ci si diventa ricchi con il Tazelenghe, ma semplicemente per rispondere a una domanda di una nicchia di mercato che però sta crescendo, che vuole cose diverse, curiose, originali, come lo è il Tazelenghe. Ma Tazelenghe è sempre stato un vino di nicchia, o c'era una volta, forse, quando Tazelenghe era più prominente, era più popolare, era più piantato? La verità è che una volta che tutti i vini erano di nicchia, perché avevi tanti più vitigni e nessun contadino sano di mente avrebbe ottenuto vini da una sola uva, per cui avevi sempre tanta promiscuità. Oggi noi siamo qui a parlare di vitigni, di monovitigni e quant'altro, ma la verità è che la nicchia è l'anima del mondo del vino. In realtà se ci pensi, il Tazelenghe a me ricorda un po' come quei grandi artisti o quei dischi dove viene fuori il disco incredibile e poi non c'è più niente, no? Mi viene in mente Nick Drake,
viene in mente Jeff Buckley, ok? Hai questi enormi dischi che rimangono nella storia e poi non c'è più nulla. Hai queste 6 canzoni, 7 canzoni, 10 canzoni e poi niente altro, però rimane nella storia. La cosa bella del Tazeleng è che quando lo assaggi rimane nella tua storia personale. Un po' perché te lo ricordi, perché una nicchia così grande non è che ti capita mai, una nicchia così piccola non ti capita mai, no? Poi di poterla trovare e quant'altro. Ma anche perché le nicchie ti impongono un'attenzione verso quello che tu stai facendo in quel momento, perché non sai se ti ricapita. Per cui il Tazeleng risponde proprio al fatto che si beve per ricordare quel momento in cui stai bevendo qualcosa. Allora, ha bisogno di questa attenzione che ogni tanto con i vini, diciamo, più comuni non odiamo. Sì, ha un'attenzione che con i vitigni più piantati e più conosciuti probabilmente non diamo. Bello, bello questo. Adesso parliamo con un produttore che secondo me Tazeleng fa parte della grandissima storia di questa azienda, di Conte Artemis di Maniago, con Fabio d'Artemis Maniago, di questo, che è un grandissimo appassionato di Tazeleng e secondo me una delle persone che spingono avanti questa nuova crescita per questo bellissimo vino di nicchia. Fantastico. Fabio Artemis Maniago. Parliamo di Tazeleng, questo vitigno ma particolarissimo come vitigno. Volevo sapere un po' dalla tua punto di vista, forse la parola più facile, perché Tazeleng? Perché coltivate questo vitigno particolare? No, è assolutamente, anzi riprendo l'inizio che lo possiamo Ok, dire. possiamo dire. E quindi perché? Perché uno si dice, esatto. perché uno si dice, no, un'azienda agricola alla fine, no, un utile lo deve fare perché noi abbiamo fornitori da pagare, dipendenti da pagare, quindi c'è una struttura di costi che uno deve sostenere. E la risposta facile a perché farlo è non farlo. È non farlo, perché se io prendo tutti i vini che produco, gli metto accanto il prezzo e vedo quanto ho fatturato per singola varietà, il Tazeleng insieme al Pignolo, insieme al Picolit, insieme a tutte queste varietà assolutamente particolari, sono i primi vini che a me verrebbe da dire ne vale la pena? Economicamente forse no. Però il vino, a differenza di molti altri prodotti, secondo me, che siano prodotti agricoli o industriali, poco cambia, è una cosa particolare, è comunque una manifestazione di una cultura, di una storia, in questo caso del Friuli, fossimo in Lombardia diremmo della cultura della Lombardia, il concetto è lo stesso, è una passione, è un settore in cui, e tu questo Wayne lo sai benissimo, ci vuole passione, perché altrimenti non si va da nessuna parte, ci si prova per 2 anni e poi anche basta, piuttosto si vanno a fare lavori più semplici che si fanno anche guadagnare di più, possiamo dirlo. E il Tazeleng secondo me rappresenta un po' bene questo concetto e sintetizza in un certo senso bene anche quello che è il mondo che una persona che lavora in questo settore, che ci lavori come comunicatore, che ci lavori come tecnico, che ci lavori come azienda produttrice, che ci lavori come commerciale, poco cambia, il mondo che per noi, che noi viviamo tutti i giorni. È passione. Io faccio Tazeleng perché a me piace il Tazeleng, perché mi piace la storia che è legata al Tazeleng, perché io come Fabio d'Artemis Maniago ho anche un legame comunque con il Tazeleng. La prima traccia scritta di Tazeleng risale al 1823 con il trattato ampelografico che ha fatto Pietro di Maniago, quindi un antenato. Io ho anche questa connessione indubbiamente, ma il fatto è questo, se tutti quanti guardassimo come aziende produttrici, guardassimo soltanto al fatturato, soltanto al nostro fine anno, perderemmo un patrimonio che il Friuli ha, che è immenso, io quando mi sono chiesto su che cosa voglio dedicarmi come persona, su che cosa voglio dedicarmi come azienda, io ho deciso il Tazeleng, perché secondo me è un vitigno che è di un'attualità impressionante, perché il vino Tazeleng è un vino che secondo me nel 2022 ha assolutamente un posto fra i grandi rossi, non soltanto italiani, ma di tutto il mondo. E perché è un vino che merita la nostra attenzione. È un vino che se io adesso smetto di farlo, insieme agli altri 6, 7, 8 colleghi che lo fanno,
smettiamo di farlo, scompare perché nessuno si prenderà mai carico di portare avanti questa storia, nessuno si prenderà mai carico di portare avanti questo racconto che noi facciamo con il Tazelenghe, e se non lo facciamo noi non lo fa nessuno, e quindi tocca e si fa, però si fa con passione, altrimenti non vale la pena. Ma c'era un periodo nella storia che ovviamente hai parlato di questa storia lunghissima con Tazelenghe. C'era un periodo nella storia di questa varietà dove era più presente nel territorio. C'è stato sicuramente un periodo in cui il Tazelenghe era, se non popolare, sicuramente più popolare di quanto è adesso. E se ha sopravvissuto alla fillossera, evidentemente ce n'era una superficie tale per cui qualcuno a un certo punto ha detto va bene, questo noi lo proviamo a salvare. E c'è stato sicuramente quindi un periodo in cui è stato più popolare. Da allora però a me verrebbe da dire che non è mai stato veramente un vino popolare. Perché? E qui si apre un po' al dibattito, nel senso che noi stiamo provando a scrivere un librettino sul Tazelenghe, non noi come cantina, noi come produttori, come gruppo di produttori stiamo tentando di supportare chi effettivamente ha le capacità, le competenze e il tempo per scavare tra archivi, eccetera. Il materiale è poco, questo è il feedback che mi è stato dato, quindi le tempistiche saranno un po' più dilatate del previsto, ma tant'è. Quindi tracciare, diciamo, la storia del Tazelenghe è un lavoro complesso. E abbiamo detto che sicuramente ce n'era di più pre-fillossera, dopodiché è scomparso, o comunque si è ridotto, scomparso è una parola grossa, si è ridotto perché il Tazelenghe è un vino che purtroppo si deve attendere. Giovane è difficile farlo bene anche con gli strumenti tecnologici che abbiamo oggi in cantina, che sono tanti. E nel 1823, nel 1850, anche nella prima metà del Novecento, il contadino o l'azienda che faceva vino probabilmente preferiva un Cabernet, preferiva un Merlot, preferiva anche un Refosco, perché venivano bene e venivano bene prima. Comunque. Il Tazelenghe purtroppo da giovane è un po' difficile, per non dire bevibile anche, possiamo dirlo. Lo stesso nome, Tazelenghe, taglialingua, lo sappiamo tutti, è da lì che arriva. Quindi nel momento in cui io, vignaiolo, devo decidere che cosa fare, e qui ritorniamo al tema tristemente economico, devo decidere che cosa fare per dare da mangiare a me e alla mia famiglia, scelgo il Merlot. Parliamo proprio delle piante, delle vite di Tazelenghe. Ci sono delle sfide particolari di questa pianta che ce l'ha in confronto dell'un Merlot, di altri vitini che si trova anche autoctoni in Friuli. Allora, sì. La risposta semplice è sì. Parto dalle cose che magari sono positive di coltivare Tazelenghe, così magari se qualcuno mi ascolta e decide di piantarlo, guadagniamo qualcosa. È una pianta che ha una buona vigoria, non soffre di malattie particolari, è una pianta che è mediamente produttiva, non ha problematiche enormi in vigneto. Il problema si incontra quando uno decide di fare un vino di alto livello, nel senso che lì la vite diventa molto selettiva. Bisogna selezionare con grande attenzione e grande cura la giacitura. Ad oggi noi preferiamo una giacitura collinare, quindi un suolo ricco, una buona esposizione al sole, che è fondamentale, e diventa selettivo anche sulle annate, ovviamente, perché ovviamente un'annata troppo calda, troppo secca, oppure il contrario, troppo fredda e troppo umida, fa soffrire la pianta non ci produce quello che noi vogliamo che la pianta produca. Il ciclo vegetativo è molto lungo, nel senso che è uno dei primi a fiorire e uno degli ultimi che poi noi andiamo effettivamente a vendemmiare. Noi lo vendemmiamo a ottobre, anche su un'annata come quella che è appena passata, quindi che è stata un'annata, ricordiamolo, molto calda e molto secca. Dopodiché i problemi che abbiamo oggi, e questo secondo me va detto con forza, non sono necessariamente i problemi o le sfide che incontreremo domani, nel senso che lo vediamo tutti i giorni, specialmente noi che lavoriamo in agricoltura, che lavoriamo in vigneto, il tempo cambia, il meteo cambia, le temperature si alzano, il Friuli, che era considerato una regione molto piovosa, sta diventando meno piovosa. Io oggi dico giacitura collinare, parliamone, nel senso che forse
conviene pensare a una zona diversa per i prossimi vigneti. In agricoltura lo sappiamo, abbiamo tempi lunghi, in viticoltura ancora di più. Se devo piantare un vigneto oggi, non so se conviene veramente continuare a piantarlo in collina. Siamo un mondo in evoluzione. La grossa sfida, se vogliamo riassumere, è raggiungere la piena maturazione comunque dell'uva. Più che a livello di zuccheri, a livelli aromatici, direi io. Nel senso che la gradazione ci arriviamo, lo zucchero lo produciamo. Magari non si sente per la tannicità, l'acidità, vabbè, però lo zucchero di fatto, cioè quello che serve che ci sia. Però raggiungere sempre la maturazione corretta non è facilissimo. Nonostante queste difficoltà, è un vino che è un grande vino. Ma allora, se tu devi consigliarmi, se io vengo da te domani e dico, ok, io compro un pezzo di terra in Colli Orientali. Allora, non te lo vendo. Un posto, no. No, ma ho trovato qualcuno che ha venduto, non lo so, 2 ettari, e io dico che, cavolo, questo secondo me è il posto perfetto per fare un Tazzalenghe. Mi consigli di fare o dire, Wayne, no, fai qualcos'altro? Dipende, Wayne, vuoi diventare un milionario? No, voglio fare un buon vino. Fai Tazzalenghe. Però allora c'è un grandissimo futuro per Tazzalenghe. Secondo me assolutamente sì, tant'è che io stesso sto considerando di piantarne di più. Altre cantine che conosco vorrebbero piantarne di più. Chi lo fa, lo vende. Qual è il problema, ovviamente? Parliamo di una quantità di vino che è irrisoria. E allora, per te, quando facciamo una situazione, diciamo, ipotetica. Sei a casa, hai degli ospiti, quando si tira fuori una bottiglia di Tazzalenghe, con quale persone o con quale situazione, con quale piatto si dice questo è il momento perfetto per il Tazzalenghe? Allora, la risposta è forse non la migliore, nel senso che non la si tira fuori. Non la si tira fuori perché non la tirerei mai fuori durante una cena, ma non perché non si presta ad abbinamento col cibo, ma proprio per la sua rarità. È difficile dire, vabbè, tiro fuori, siamo in 7-8, quelli che siamo, tiriamo fuori una bottiglia, perché tanto in 7-8 la bottiglia la finisci senza esagerare. E quindi logicamente funziona. Però non lo so, io metto il Tazzalenghe, ma questo magari è un problema tutto mio, poi ognuno decide di bere il vino come vuole berlo. E secondo me questo è importante. Però io, per come sono fatto io, la bottiglia di Tazzalenghe la tiro fuori con una persona che so che vuole provare una cosa diversa. Non deve essere necessariamente il più grande esperto internazionale, il giornalista, la guida, no. Deve essere una persona che vuole provare una cosa diversa. Però provi il vino. Lì io metto al primo posto centrale il Tazzalenghe. Non ci metto accanto, però se vogliamo gli abbinamenti classici ci sono, carni rosse, selvaggine, magari qualcosa di un po' grasso, perché comunque il Tazzalenghe ha una bella vena acida. E questo tipo di abbinamenti funziona molto molto bene. Cioè, se ci ascolta un ristoratore, non prenda le mie parole come un non abbinarlo. No, si abbina benissimo a molti cibi, però per la mia impostazione mentale, per la rarità che ha, io stesso è uno di quei vini che bevo solo nelle grandi, diciamo, occasioni, nelle occasioni di ricerca, ecco, un vino da meditazione, se vogliamo andare nei cliché. Non voglio dire vino per un intenditore, però Tazzalenghe deve essere l'oggetto di attenzione. Sì, assolutamente sì, però ecco, il vino da intenditori io sono... no. Allora, è un vino che merita il tuo completo attenzione. Secondo me sì. Allora, non attenzione di un intenditore, allora qualcuno che riesce a apprezzare perché aveva anni di studio, di sommelier, di tutto quanto. Però è un vino che ha bisogno del tua attenzione non condiviso. Esatto, piena e completa attenzione. Ecco, se proprio volessimo cercare passione, si ritorna un po' sempre lì. Termine abusato, soprattutto nel mondo del vino, siamo d'accordo. Sì. Però ogni tanto anche i cliché sono veri, anzi spesso sono veri, non è questo che li qualifica come cliché.
Però sì, amore, interesse, curiosità, studio, perché comunque c'è anche quello. E questo, ecco, secondo me questa è la persona con cui io aprire una bottiglia di Tazelenghe e mi troverai molto, molto a mio agio, contento soprattutto di aver detto va bene, ho aperto la bottiglia giusta con la persona giusta. Se dovevi descrivere Tazelenghe come una persona, se Tazelenghe è il tuo amico, ma che tipo di persona è questo amico tuo? Come si descrive come una persona? Secondo me sarebbe quell'amico che non vorrei... è quell'amico che, non so se tu ne hai uno, quell'amico che ogni tanto esagera, no? Quell'amico con cui esci, vai a bere una birra, un bicchiere di vino, vai a mangiare fuori, fai semplicemente una passeggiata ed esagera, sempre, tutte le volte. Tutte le volte fa qualcosa che dici, vabbè, qui c'è una linea, tu forse l'hai appena superata. E quello secondo me è il Tazelenghe. Il Tazelenghe è bello perché è espressivo. Perché racconta qualcosa, racconta tanto. È bello coltivare Tazelenghe perché è una sfida e ogni tanto è troppo sfidante. E la stessa cosa vale per la cantina. Bisogna trattarlo con grande cura, forse con troppa cura. Quindi secondo me è quel tipo di persona lì. Poi non so, magari sono io che ho amici che sono eccessivi, questo non lo lascio ad altri giudicare. Allora, eccessivo in che senso? Dammi un'altra idea di eccessivo. Eccessivo Aiutami un pochino. nel senso che eccessivo come persona, dici? Cioè in che senso? Sì. Perché lo descrive, però descrive come una persona che... Sì, perché è tanto. Perché è tanto sotto ogni suo aspetto, sotto ogni sfaccettatura è sempre tanto, che non vuol dire, ecco, lì forse ho sbagliato io, non vuol dire troppo, non vuol dire sempre troppo. Torniamo alle qualità organolettiche del vino. Non è un vino che è troppo grande in bocca, è un vino marcatamente elegante, è un vino molto verticale, non è troppo in quel senso, ma è tanto comunque. Ma è tanto, non è un vino che comunque ha la sua importanza ed è una grande importanza, secondo me. Perfetto. Grazie Fabio. Attività realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del decreto direttoriale numero 553922 del 28 ottobre 2022.